C'è una rapinatrice seriale che si aggira in centro storico a Vicenza? Beh, questo lo dovranno stabilire gli investigatori. Di certo, l'ultima vittima è un giovane studente uscito dalla scuola. Mentre cammina in corso Palladio, gli si para davanti una donna, chiede l'elemosina, qualche moneta, insiste e molesta, ma il 14enne non si lascia intimidire. A quel punto la donna, sempre più aggressiva, avrebbe reagito violentemente dopo aver spintonato il ragazzino, gli avrebbe strappato lo zainetto. Dentro ci sono 20 euro. La donna ha presa la banconota, getta a terra lo zaino e fugge. La rapina, denunciata ai carabinieri di Sandrigo, ricorda l'episodio di Contramontagna, sempre in centro a Vicenza, una settimana fa, quando uno straniero e una ragazza italiana, probabilmente legati al mondo dello spaccio di droga, hanno finto di aiutare un disabile per poi rapinarlo, strappandogli cellulare e occhiali. Non contenta, la ragazza gli aveva intimato anche di consegnare tutto il denaro, estraendo minacciosa un coltellino per poi scappare con 25 euro. Forse si tratta della stessa donna, della stessa persona. Non è da escludere che in città giri una rapinatrice seriale. A questo punto, da fermare il prima possibile.